a calciare, fischia l'arbitro, parte Tilinka col sinistro, conclusione, gol, vantaggio dello Steaua 2005, implacabile sul calcio di punizione Tilinka, 1-0 dopo 6 minuti. Verso il difensore che viene forse fermato fallosamente, l'arbitro non fischia, attenzione al Peperino, conclusione e gol, una gol bellissimo, il Peperino pareggia grazie a Roberti alla 12° minuto, 1-1 qui al Vista Aurelia. In attacco, perde però la palla, attenzione a Negoita che se ne va, Negoita palla sul destro, se la porta sul sinistro, scarica per la Giana in mezzo all'area, se la porta sul destro anche lui e conclude in rete, grande gol dello Steaua dopo un'azione manovrata, 2-1, si riporta in vantaggio la squadra romena. Subito il pareggio di Roberti, è tornato in vantaggio con Giana, attenzione a questo gol incredibile di Roberti, doppietta anche per lui. Nemmeno qualche secondo e lo Steaua è ancora in situazione di pareggio per questo incredibile gol del Peperino. Da tutti i palloni in pratica, perdono però la sfera, quelli del Peperino, attenzione all'incredibile contropiede e a un gol forse ancora più bello del numero 7 Cerces, 3-2 per lo Steaua che si riporta in vantaggio. Tutto per lo Steaua con il numero 7 Cerces che riceve palla, tira, doppietta personale anche per lui. Un altro gol, questo forse anche più bello del precedente, 4-2, doppio vantaggio per lo Steaua. Ancora dare sulla sinistra, pressing di Cerces, lo salta il numero 10, va alla conclusione, la parata non sicura del portiere e poi Piras sotto porta, tapin vincente, 4-3, torna sotto il Peperino. Che è il direttore di gara, calcio di punizione ed è il pareggio del numero 8 Aniballi, 4 pari, veramente oggi gol uno più bello dell'altro, partita incredibile.